Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, giovedì 10 novembre. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia si è espresso riguardo la questione trivelle, tornata alla ribalta negli ultimi giorni, confermando la posizione di coerenza con quanto sostenuto nel 2016 quando appoggiò il referendum per bloccare l'azione dell'estrazione di gas, referendum che all'epoca vide l'85,5% dei veneti esporsi contro le estrazioni. E continua affermando che seppur in questo momento di crisi energetica si è portati a pensare a tutte le soluzioni possibili, bisogna ricordare che il Polesine sta subendo il fenomeno della subsidenza, un calo dei terreni che in alcune aree ha provocato un dislivello di anche 4 metri. Non ci sono garanzie che questo fenomeno non si verifichi ancora, ha concluso al termine dell'incontro col vice premier Salvini, ministro alle infrastrutture. Pertanto il Veneto è contrario a ulteriori perforazioni, ma disponibile a potenziare le attività del rigassificatore. Solidarietà da parte del consigliere regionale Dolfin nei confronti del personale di ACTV dopo l'ennesima aggressione. Lavoratori che svolgono il proprio dovere, un servizio pubblico, tra molte difficoltà, dovendo poi far fronte a simili situazioni a dir poco incresciose. Dolfin afferma che non ci si può permettere che gesti sconsiderati come le aggressioni si ripetano ulteriormente. L'azienda ACTV deve garantire la sicurezza dei propri dipendenti, facendo in modo che tutti i mezzi, e non solo i più recenti, abbiano installati box di protezione degli autisti e che ci siano telecamere di registrazione su tutti i veicoli. L'azienda inoltre deve restare al fianco dei propri conducenti, costituendosi parte civile negli eventuali processi contro gli aggressori, considerato che quello della mancata sicurezza è un problema molto avvertito dai dipendenti di ACTV, al punto da spingerli lo scorso settembre a scioperare. Nel suo intervento il consigliere ha voluto ricordare che una rete nazionale ha usato Venezia per il suo reportage sul borseggio a bordo dei battelli o lungo le calli, un fenomeno che è necessario contrastare. A tal senso si sta cercando di predisporre provvedimenti e nel frattempo sarebbe utile avvisare l'utenza con cartelli multilingui o con messaggi audio in modo da proteggere la città e disincentivare qualsiasi tipo di reato. Indiga Sottomarina ha ideato un menù terribilmente gustoso in occasione della giornata più spaventosa dell'anno, da farti perdere la testa. Potrai provarlo da lunedì 31 ottobre a mercoledì 8 novembre, a pranzo e a cena. Prenota il tuo tavolo allo 041 40 55 20. L'incontro tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, che si è tenuto ieri nel pomeriggio, sembra sia andato molto bene fra i vari temi della discussione, dalla viabilità alla grande viabilità, dai cantieri della terza corsia della 4 alla portualità, dagli investimenti sulle strade ANAS ai cavalcaferrovia fino a tutta la partita di CAV. CAV, Concessione Autostradali Veneta SpA, per il Veneto significa un importante concessionario pubblico gestito con ANAS, che ora si occupa solo del passante di Mestre, ma come afferma Zaia potrebbe essere un grande interlocutore anche per altre infrastrutture, nell'ottica della necessità di creare una grande holding autostradale nella nostra regione. Sui cantieri della Pedemontana, Zaia ha detto che si sta per chiudere il tracciato del più grande cantiere in Italia con 94 km e mezzo di percorrenza, 36 comuni attraversati, 14 caselli, 2 miliardi e 258 milioni di investimento. A fine anno, ha confermato Zaia, avremo l'innesto sull'autostrada A27 e per la primavera del 2023 anche il completamento fino a Montecchio nel Vicentino, quando l'arteria sarà di fatto tutta percorribile.
Allora siamo alla CAM, la pescheria della CAM. No, la novità è le ostriche. Praticamente c'è una nuova confezione, come potete vedere dall'immagine, costa 15 euro al chilo, sono una decina di ostriche, il prezzo è buono e sono veramente ottime. Una novità tecnologica, aprire le ostriche non è, diciamo, facilissimo, queste invece sono preparate, cioè praticamente hanno fatto un sistema in cui c'è una parte dell'ostica che è stata già lavorata, c'è un prodotto organico, quindi assolutamente che non dà nessun problema, e all'interno di ogni confezione c'è un vero e proprio piccolo bisturi che, come potete vedere, rende facilissima l'apertura dell'ostica. Ce ne avevano già parlato a riguardo dei fossi di Calino, ma adesso l'informazione che ci è stata data riguarda i fossi di Valli, in cui a decine si trovano carcasse di pesci morti. Si tratta di una fotografia di una situazione a dir poco preoccupante. Infatti siamo a novembre e seppur la mattina e la sera le temperature siano leggermente rinfrescate, verso la metà della giornata le stesse sono più che accettabili, il sole splende, c'è ancora chi gira in pantaloni corti, ma ripeto siamo a novembre, il mese delle nebbie. È ancora più preoccupante, continua a non piovere. 2 gocce le ha fatte ieri, qualcosa è previsto per oggi, ma dopo l'estate siccitosa che abbiamo avuto, la terra ha bisogno di acqua, i campi hanno bisogno di acqua. Le falde dicono che sono a secco e la terra è asciutta anche in profondità. Anche la temperatura dell'acqua di mare non si è ancora abbassata più di tanto. I pesci che solitamente a quest'epoca cominciano a migrare sono ancora al largo. Serve pioggia direttamente, ovunque, serve neve, una scorta d'acqua per il prossimo futuro. La lunga estate di San Martino quest'anno non sembra essere una parentesi in un periodo d'autunno, ma sembra essere il prosieguo dell'estate vera, terminata sulla carta il 22 settembre. La situazione dei fossi di Valli e di Calino e probabilmente di altre zone agricole non sembra dipendere da una situazione di incuria e degrado, ma dal fatto che l'acqua per riempire i fossati venga elargita col contagocce, ossia, essendo il territorio a valle, prima della foce, ciò che resta, dopo che le aree agricole poste lungo l'asta del fiume hanno attinto. Se il meteo non cambia elargendo preziosa acqua, non si prospetta una buona stagione, né per il mondo agricolo né per nient'altro. Nell'ottobre 2018 la tempesta Vai ha sfregiato alcuni simboli della memoria storica del Veneto, proprio nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale. Ne è nata un'iniziativa delineata e condivisa tra Regione Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri per valorizzare i territori colpiti da Vaia in memoria della Grande Guerra. Si tratta di 21 progetti del programma 1918-2018 dalla Grande Guerra alla tempesta Vaia, realizzati con lo scopo di riqualificare e rigenerare le aree colpite da Vaia e di creare intorno a questi luoghi molteplici occasioni di riflessione. L'iniziativa, volta a valorizzare i territori colpiti da Vaia in memoria della Grande Guerra, ed è finanziata nell'ambito per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni. L'evento conclusivo del programma si svolgerà venerdì 11 novembre alle ore 9:30 a Palazzo Milepini ad Asiago. La tempesta Vaia nell'ottobre del 2018 non ha colpito solo i boschi con la perdita di decine di migliaia di alberi, ma ha sfregiato alcuni simboli della nostra memoria, proprio nel centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, ha spiegato l'assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari. L'iniziativa, che ne è nata, condivisa tra Regione Veneto e Presidenza del Consiglio dei Ministri, ricorda come a distanza di 100 anni esatti quegli stessi luoghi, scenario di guerra, siano stati nuovamente distrutti, questa volta dalla forza della natura. Da qui è necessario ripartire per il ripristino delle aree compromesse, lanciando un messaggio di speranza per il futuro, e questi progetti sono certamente un esempio positivo dal quale prendere esempio.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 10 novembre, è la farmacia Al Redentore in Corso del Popolo a Chioggia. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove vi ricordo non serve appuntamento per fare lo SPID.